Cari telespettatori, rieccoci insieme. Allora facciamo l'approfondimento importante che vi avevo detto di questa serata, è quello relativo alle prospettive di vita della non autosufficienza nella nostra regione, nella regione del Veneto. C'è stato un convegno, un motivo di incontro anche molto importante, più volte ne abbiamo parlato con i sindacati comunque, però un incontro importante per fare delle valutazioni, delle considerazioni. Da una parte ci sono stati i sindacati a livello unitario, qui abbiamo i nostri ospiti, adesso ve li presenterò, dall'altra c'è stata anche la rappresentanza della regione che ha un ruolo importante effettivamente e poi naturalmente chi rappresenta le case di riposo, queste strutture che comunque hanno un ruolo importante. Certamente ci sono anche le famiglie, ci sono le prospettive che possono avere le persone non autosufficienti di vivere una vita autonoma, ma come, in che termini, ci sono le strutture che devono intervenire dal punto di vista sociosanitario, insomma c'è tanto in gioco. Il problema naturalmente sono i costi estremamente elevati di gestione di queste problematiche e poi soprattutto il fatto che saranno via via che passa il tempo più estese, comprenderanno una fascia sempre più importante della popolazione. Per fare un po' un'analisi e per vedere quali sono le prospettive, come si pone anche da un ruolo importantissimo il sindacato al riguardo, noi abbiamo il piacere di fare questo approfondimento con i nostri ospiti. E allora vi presento subito, ben arrivata Lorenza Cervellin, segretaria regionale WILP Veneto, delega sociosanitaria. Grazie di essere qui con noi, segretaria. Grazie a voi. Ben arrivato anche dalla parte opposta Fabio Toso, che è vicepresidente nazionale di UNEBA, è l'associazione che riunisce gli enti no profit dal punto di vista sociale, delle case di riposo, insomma, di vocazione cattolica, diciamo così, ecco, che sono retti anche da suore, sacerdoti, giusto, per semplicizzare al massimo. Benissimo, e dopo abbiamo i nostri compagine tecnica specializzata, Gino Ferraresso, Dipartimento Welfare SPCGL, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti e a tutti. E Sergio Furlanetto della FNP del Veneto, grazie anche a lei. Buonasera. Ben arrivati, hanno fatto un'analisi anche molto dettagliata, ne abbiamo già anche parlato. Allora, io vorrei prima però partire proprio con lei, perché ci deve un po' fare un quadro di quelle che sono le strutture per anziani, cosa stanno vivendo. Sai perché glielo chiedo? Perché poi il sindacato lo sa bene, cioè, noi abbiamo voci diverse da parte dei cittadini e c'è molta perplessità sia nel tenere a casa la persona, anche se è una cosa ritenuta importante, eccetera, ma anche dall'altro lato nell'affidarli in strutture che hanno dei punti di domanda. Per i costi, da sostenere le famiglie stesse, il pensionato, per la possibilità di vedere queste persone, perché sono ancora organizzati in un modo, per assurdo, per vecchi ma in modo vecchio. Allora chiedo a lei, esatto, lei nicchia, però ci spieghi il suo punto di vista. Beh, innanzitutto credo che, e questo abbiamo avuto modo di dirlo in più occasioni, faccia conto che non avrò mai detto perché chi ci ascolta diciamo che è importante condividere le informazioni e le conoscenze su queste realtà, perché credo che il sentito dire e il fattor comune in questo caso con 2 anni di rivoluzione vada in qualche modo reindirizzato. Perché effettivamente nelle residenze per anziani quello che conta in questo momento è che in effetti noi abbiamo protetto le persone nelle nostre residenze, ci siamo presi cura, sono stati 2 anni difficili, soprattutto 1 anno e mezzo difficile, ma quello che soprattutto dobbiamo capire è che noi partivamo da realtà che accoglievano persone non autosufficienti, ma pensare di gestire una pandemia, una situazione così estrema, senza conoscenze, ma non da parte nostra, conoscenze da parte del mondo sanitario, questo era qualcosa che ci ha fatto balzare l'onore della cronaca per essere le realtà più fragili, più deboli, che in alcuni casi addirittura forse potevano causare la morte delle persone, ma così non è stato. Perché? Perché sicuramente quello che è stato chiaro per tutti è che nelle nostre realtà c'erano esattamente le persone più fragili. E allora se nelle nostre realtà sono le persone più fragili, allora dobbiamo avere da parte di tutti i servizi e istituzioni la maggior sostegno, partecipazione, supporto. Ecco, invece abbiamo capito che si è sostanzialmente pensato che la realtà delle residenze fosse, o meglio non fosse, adeguata a gestire l'accoglienza.
ma questo non risponde a realtà. Me lo spiego per un motivo molto semplice. La realtà delle nostre residenze, ma in tutta Italia, rappresentano realtà che hanno decenni o addirittura centinaia di anni di storia. Sono realtà che nascono e che hanno attraversato percorsi, periodi in cui si parlava di guerra, si parlava di spagnola, si parlava quindi di pandemie, ne abbiamo vissute molte. Quindi queste realtà esistono da molto tempo. Quello che forse in qualche modo ha portato qualche pensiero, qualche dubbio, qualche preoccupazione è il pensiero che si siano affacciate nella realtà dell'accoglienza della non autosufficienza realtà private, realtà, e di questo si è parlato, che facevano dell'accoglienza degli anziani un motivo di profitto. Questo va distinto completamente dalle realtà come la nostra non profit e la realtà pubblica, perché le realtà pubbliche anche loro hanno decenni o anche centinaia di anni. Qui a Padova ne abbiamo una che ha 200 anni di storia. Sì, però lei, scusi, la interrompo, ma d'altra parte questo è un po' un dibattito, dopo intervenite anche voi naturalmente quando vi fanno l'ispirazione, però chiedo questo appunto, io prima non ho detto una battuta a caso, strutture vecchie per vecchi, nel senso che è cambiato il modo, deve cambiare assolutamente il modo di concepire queste residenze, perché avranno 100 anni di storia, ma noi non siamo più nel 1800, non siamo neanche nel 1900, neanche nel 2000, siamo nel 2020, dove l'anziano, io chiedo anche a lei, adesso è giovane, si prospetti un po' più là ai suoi genitori, perché magari ci troviamo in situazione di avere il genitore novantenne o centenario, è abituato a una vita comunque di un certo tipo. Entrare in quelle strutture fa paura perché ti porta indietro. Io ho avuto una battuta che mi ha colpito, le dico subito. Mia mamma in un momento di lucido intervallo ha detto, oltre più di 90 anni, ha detto: ma io non voglio tornare andare in una struttura che mi ricorderà il collegio di quando ero piccola io durante la guerra. E mi ha fatto pensare e ho detto, però, perché lei poi era andata a trovare delle sue amiche in queste strutture e ne è uscita e ha detto: ma sono come i collegi. È tristissima sta cosa qua, Beh, guardi, però non è cambiato tanto d'altra parte, perché le ho viste, sono andata anche a vederle e tutto, pochissime, abbiamo Trevigiano, che nel Trevigiano ce ne sono, io voglio provocarla, insomma, dire... Sì, guardi, io quello che stavo dicendo prima, cioè perché parlavo di storia? Perché parlavo del motivo per cui queste realtà esistono. Non esistono queste realtà per mantenere situazioni non adeguate alle persone, cioè il motivo per cui sono state criticate o anche fatte osservazioni, perché ha detto: ma sono realtà che in fondo devono calcolare un profitto. Beh, questo non riguarda le realtà non profit, perché per noi l'importante invece è dare attenzione alla persona da sempre. Quindi sicuramente possono esistere delle realtà che non sono adeguate, ma la stragrande maggioranza non è così. E in effetti una delle altre cose importanti da dire è che molte delle nostre realtà si occupano non solo di accoglienza degli anziani, ma ci sono come residenti, ma ci sono anche centri diurni che accompagnano e soprattutto sostengono la famiglia dando dei periodi di sollievo, ma facciamo anche attività domiciliari. Quindi quello di cui si sta parlando oggi finalmente rappresenta fondamentalmente il futuro, cioè che le residenze non siano semplicemente realtà che accolgono, ma che siano dei centri servizi che forniscono pluriservizi, che sono aperti al territorio e fanno in modo che chi vive all'interno rimanga in contatto con il territorio, rimanga in contatto con le istituzioni, rimanga in contatto soprattutto anche possibilmente anche con le generazioni, fare in modo che la realtà non sia vissuta come una residenza dove ci sono solo anziani. Ma perché dico questo? Perché questa visione per la nostra associazione di categoria c'è da sempre e c'è sempre stata un'evoluzione. È vero che ci sono realtà che fanno fatica, perché soprattutto quando non c'è una visione, come dire, illuminata, non c'è una visione di futuro, però se ci pensate bene, quando è stato pensato la figura faccio un esempio, una figura del direttore sanitario nelle residenze, poi a un certo punto si è visto che non è possibile realizzarla, ma perché non si trovano i medici per farlo? Qui entriamo in un altro capitolo. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che, e insisto su questo, fare una valutazione di giudizio senza la conoscenza diventa un problema, quindi bene che ci siano queste occasioni di incontro proprio per approfondire la conoscenza, perché
ci sono sicuramente delle situazioni da migliorare, ma il principio che dicevo prima, quello che sta alla base della volontà di realizzare, di mantenere, di sviluppare in futuro queste realtà, sta proprio nel tenere e proteggere le persone e valorizzarle e stimolarle. Questo è lo scopo. Adesso dopo andiamo ad analizzare i dati, di cosa stiamo ragionando, perché è anche importante. Però segretaria, volevo chiedere un po' a lei anche una valutazione, visto che ha il ruolo anche di segretaria generale di sindacato, anche nel merito di quanto è stato detto. Le reputate idonee, adeguate, dov'è il problema? Perché vi siete anche allarmati a suo tempo, ma tuttora voi siete sotto allarme? Ma sì, ci sono stati un sacco di comunicati stampa durante la pandemia e poi c'è stata anche una commissione regionale sulle morti per Covid che colgo anche l'occasione per dire pubblicamente che non abbiamo avuto nessuna notizia in merito, cioè, a parte che non so se dovevamo avere notizia o se doveva rimanere una commissione segreta, comunque siamo anche stati chiamati a evidenziare le criticità che ci sono state. Le criticità che ci sono state le sappiamo tutti, cioè la medicina del territorio non adeguata, e poi la sottovalutazione e anche l'idea che una pandemia non potesse mai arrivare, e poi i dispositivi, cioè noi sappiamo, i nostri familiari degli ospiti ci dicevano che non c'è stata nessuna misura di prevenzione, nessuna misura cautelativa. Abbiamo saputo che non c'erano i dispositivi, non c'erano le mascherine, i guanti. Quindi non adeguato ad affrontare quell'emergenza. Quell'emergenza sì, specifica, sì. Quindi questa è stata un po' la questione che è emersa. Ma anche il vivere in maniera promiscua. Infatti adesso c'è una visione nuova, no? Si parla di stanze singole, si parla per le strutture che verranno mantenute, perché la visione futura è quella di curare la persona, di mantenere la persona a domicilio. Noi siamo d'accordo, però siamo anche d'accordo nel fare andare verso il futuro le residenze che ci sono, insomma, che sono un patrimonio. Noi, come saprà, siamo anche favorevoli al fatto di fare diventare le IPAB delle strutture pubbliche, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, e soprattutto siamo favorevoli, anzi auspichiamo il fatto che naturalmente rispettando le strutture di terzo settore, che poi sono anche previste dalla legge 328/2000, no? Il privato sociale è una ricchezza, però noi pensiamo che siano le istituzioni, lo Stato e le regioni a dover occuparsi di queste strutture, anche per cambiare il paradigma, il modello. Perché, ecco, quindi cambio di modello. Quindi sì, cambio di modello culturale, assolutamente sì. Infatti questa è la cosa su cui voglio anche ritornare, sì, su questa cosa qui è importante. Sì. Partiamo indifferente, comunque voi avete fatto l'analisi, chiedo anche supporto della regia che magari ci può mettere un paio di slide, perché siamo partiti subito in quarta, però quello che era interessante è capire il contesto dove ci muoviamo. Ecco, qui vediamo un po' quello che è stato il punto di partenza, tanto ci torneremo su, secondo me tra un anno saremo ancora qua al punto di partenza, perché sono anni che stiamo parlando sempre di questo, al di là della pandemia. Infatti volevo dire, la pandemia è stata la bomba che è esplosa, la deflagrazione, però. Contesto Veneto. Il contesto Veneto riflette un po' anche quello nazionale. Noi abbiamo circa 5 milioni di abitanti e quasi il 25% della popolazione è ultra 65enne, questo è il dato a spanne. Quello che come SPI, FNP, WIRP abbiamo elaborato e abbiamo presentato appunto il 29 marzo pubblicamente anche alla Regione è un documento dove noi cerchiamo, questo è il nostro obiettivo, cerchiamo di mettere insieme, avere una visione complessiva della non autosufficienza. Cosa vuol dire? Non autosufficienza. Andiamo anche alla slide successiva, per cui vediamo quanti sono, anche di cosa stiamo parlando, di che numeri stiamo parlando. Sì, stiamo parlando di 180.000 persone nel Veneto, di cui però
solo, tra virgolette, 31.000 persone sono nelle strutture residenziali, nelle case di riposo, centri di servizi come li chiama la Regione Veneto. Il resto delle persone sono a casa o assistiti dai caregiver, che sarebbero i familiari sostanzialmente, oppure delle assistenti familiari, che nel Veneto sono circa 80.000, di cui il 60% non in regola. Questi sono un po' i dati che noi abbiamo rispetto a questa situazione. Il Covid, al di là che ha colpito ovviamente non solo le strutture residenziali, ha messo in luce prima di tutto la difficoltà, il problema sanitario di questo Paese, nel senso che da anni non si è messo mano a un finanziamento adeguato del Fondo Sanitario Nazionale, e questo ha significato meno personale, una programmazione allucinante nella programmazione delle professionalità, e siamo arrivati a questo punto che non Diceva abbiamo... anche il vicepresidente, ma anche il direttore sanitario, non ne trovi. Ma non solo non abbiamo, diciamo, i direttori sanitari, fosse quello il problema. Fosse quello il problema, ma non abbiamo i medici di base, non abbiamo alcuni medici specialisti, infermieri, a partire da quelli che dovrebbero fare il pronto soccorso, non abbiamo infermieri, e anche, sta succedendo ultimamente, il grido d'allarme anche delle strutture residenziali, non abbiamo neanche gli operatori sociosanitari. Quindi il Covid ha messo in luce una visione non attenta sul tema della non autosufficienza, ma in generale sulla sanità. Perché parlo di sanità? Perché parlare di case di riposo oggi, pensando che le case di riposo siano gli ospiti, la maggioranza degli ospiti siano persone sostanzialmente che stanno, tra virgolette, bene o che hanno qualche problema, è sbagliato. Assolutamente, infatti lo voglio interrompere su questo perché è una riflessione che è doveroso fare. Allora andiamo in pubblicità rapidamente, riprendiamo il filo del discorso, diamo la parola anche naturalmente al segretario all'FNP e ci vediamo tra poco.